Accolto da un numeroso gruppo di tifosi interisti, Romelu Lukaku è sbarcato a Milano intorno alle 3 del mattino di giovedì 8 agosto, pronto a iniziare la sua nuova avventura calcistica. L'Inter ha infatti trovato l'accordo con il Manchester United per la cessione dell'attaccante belga. Ai Red Devils vanno 65 milioni di euro più circa 13 di bonus. Lukaku è ora atteso dalle visite mediche, dopodiché potrà firmare il nuovo contratto con uno stipendio di 9 milioni, bonus compresi. Antonio Conte ha così l'attaccante richiesto fin dall'inizio del calciomercato. Zinedine Zidane non ha convocato Luka Modric per la sfida contro il Salisburgo a causa di un affaticamento muscolare. Il centrocampista del Real Madrid è il sogno dei tifosi del Milan, che cercano un qualunque indizio che lo accosti al club, soprattutto dopo che Paolo Maldini lo ha definito perfetto per il Milan, anche se, come riferito dal direttore tecnico, non è mai stato trattato. Questa volta ad alimentare le speranze dei tifosi ci ha pensato lo stesso croato attraverso i social. Modric ha infatti messo il like ad un post pubblicato dagli account ufficiali rossoneri in cui viene ricordato il successo in Supercoppa italiana contro l'Inter datato 2011. Come prevedibile, questo piccolo gesto ha entusiasmato il popolo del diavolo. Dalla Repubblica Ceca arrivano notizie su Pavel Nedved. Questa volta però non c'entra nulla il calcio, bensì la sua vita privata. Un autentico gossip. Secondo quanto riportato da Blesk, un tabloide di Praga, il vicepresidente bianconero si sarebbe separato da sua moglie Ivana per mettersi insieme a Lucy Anovchinova. Il pallone d'oro del 2003 è stato paparazzato a Londra in dolce compagnia durante una gara di equitazione, il Longines Global Champions Tour of London 2019. Lucy, grande appassionata di cavalli, ha la metà dei suoi anni, solo uno in più rispetto alla figlia dell'ex giocatore, 23, il quale avrebbe deciso di separarsi dopo 25 anni di matrimonio. Nonostante qualche piccolo e inevitabile cedimento, Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d'Ungheria, piazzando la zampata vincente nel finale superando Max Verstappen. C'è però da dire che, in effetti, le prestazioni di Hamilton sono leggermente calate in questo ultimo scorcio di stagione e il pilota della Mercedes, che se n'è logicamente accorto, approfitterà di queste 2 settimane di break per ricaricare le batterie e tornare in pista al massimo. Nelle passate annate arrivavo a questo punto al 100% della forma, ha spiegato il campione inglese, ma quest'anno non è così. Ho bisogno di staccare e ricaricarmi. Cambierò stile di vita, di solito sono un amante della vita notturna, ma cercherò di andare a letto e svegliarmi presto.